Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto per quanto riguarda questo appuntamento live con le notizie dal Friuli Venezia Giulia, aggiornamenti di cronaca. Dunque apriamo subito il giornale. Non è tempo di dichiarazioni, ma di rispetto, silenzio per le vittime di questo incidente e il loro tremendo dolore. Lo ha detto all'ANSA Gianni Massanza, avvocato dell'imprenditore bulgaro di 61 anni, da tempo residente a Pordenone, in carcere con l'accusa di omicidio stradale, omissione di soccorso e fuga, dopo aver tamponato e ucciso con il proprio SUV due cugine di 26 e 20 anni domenica sera lungo la A28 tra Villotta di Chionsi e Azzano Decimo. Al momento del fermo l'uomo aveva un tasso alcolico 3 volte oltre il limite consentito. Nel pomeriggio incontrerò il mio assistito per delineare la strategia difensiva, ha aggiunto il legale, ma la nostra linea non cambierà. Resteremo in silenzio in ossequio alla tragedia che ha colpito queste famiglie. Restiamo in tema di incidenti della strada, ne abbiamo già dato notizia in mattinata per quanto riguarda gli aggiornamenti di cronaca. Dunque andiamo a vedere quello che è successo nella mattinata, dove un mezzo pesante per il trasporto di maiali vivi è finito con il rimorchio fuori strada nei pressi della doppia curva dell'ex passaggio a livello della dismessa ferrovia Casarsa-Pinzano lungo la strada regionale PN1 tra Gradiscutta di Spilimbergo e Provesano. A bordo del mezzo, proveniente dalla Polonia, diretto a Pozzo di San Giorgio della Richinvelda, 2 autisti di origine bielorussa. All'origine della fuoriuscita ci sarebbe un guasto meccanico, presumibilmente la rottura di ammortizzatori del semi-rimorchio, lesi i 2 autisti sul posto, i vigili del fuoco con l'autogru, la polizia stradale di Spilimbergo per la viabilità che ha provveduto a mettere in salvo successivamente anche gli animali sopravvissuti, recuperare il camion e ripristinare le condizioni di sicurezza della sede stradale. L'intervento si è concluso poco prima delle 15. Fare il punto sul ruolo dei corregionali all'estero per la valorizzazione della lingua e della cultura friulana e italiana nel mondo è l'obiettivo del convegno internazionale Comunità migratorie, lingue e identità, valori identitari e imprenditorialità, un progetto per i corregionali del mondo che si terrà all'Università di Udine giovedì 3 alle 15 e venerdì 4 dalle 9:15 nella sala Florio di Palazzo Florio a Udine in vicolo Florio 2. L'appuntamento si svolgerà in modalità mista, in presenza e remoto. I lavori si apriranno con i saluti del rettore Roberto Pinton, dell'assessore alle autonomie locali della regione Friuli Venezia Giulia Pierpaolo Roberti, del presidente dell'ente Friuli del Mondo Loris Basso e della direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale Linda Borean. E adesso cambiamo completamente argomento, parliamo di ambiente, al via la commissione dei lavori del torrente Chiave in quel di Trieste. Oggi si è costituito il tavolo tecnico per l'intervento che riguarda il torrente Chiave, che riguarda soprattutto la zona di Portovecchio, ecco, una data storica si può dire, un intervento molto atteso dalla città di Trieste. Sì, un intervento da 6 milioni di euro che interviene nel sottosuolo di tanti torrenti, questo è uno dei più importanti, il Chiave ha altri affluenti, che poi va a finire nel Porto Vecchio. Nel passato si creava un effetto tappo, oggi si crea un effetto tappo che con questo intervento si porterà a una nuova soluzione nel sottosuolo della città di Trieste. Sono interventi necessari, ricordiamo che questi vennero effettuati, questi tombamenti di questi torrenti, per la costruzione della grande Trieste dell'Ottocento, a cavallo tra il Settecento e l'Ottocento, quindi sono secoli che non si interviene. Questo è necessario, eviteremo il fenomeno anche dell'acqua alta, dei materiali di risulta, quindi è indispensabile per la città, ma soprattutto per lo sviluppo di quelli che saranno i futuri progetti del Porto Vecchio. E con questo servizio chiudiamo qui questa edizione flash, ulteriori aggiornamenti sul nostro sito friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.